Ma l'idea di questo pomeriggio era andare a fare una passeggiata. Anche no, mi sono rincoglionita fino adesso fuori in poggiolo, al sole, guardando il telefono. Sono ancora qua, devo ancora fare il letto. Proprio zero voglia oggi. Si sta così bene. Però c'è vento e ci sono delle nuvole che coprono il sole, quindi a momenti si sta bene, a momenti no. Cosa c'è? Bello! Dov'è Bubi? Dov'è? Bubi? Ma no, sei dall'altra. Ma dove sei? Eccolo qua. Pepe? Cosa c'è? Pepe? Ma come sei bello! Bubi? Pepe? Bello! Pepe? Devo fare il letto. Hai già iniziato a fare i panini? Sì, va bene, esci. Certo, certo, vai, vai. Sì, vai. Io faccio il letto. A dopo. Lunedì, è lunedì, sono arrivata a casa tardi oggi. Perché? Perché ho finito tardi. No, poi ho trovato lavori in corso sulla strada, non li avevo proprio previsti quei lavori. Poi avevo 2 corriere davanti più un camion, quindi sono arrivata tardi a casa oggi. Allora, sono un po' in ansia perché ho la visita oculistica stasera e ho l'ansia perché io ogni volta che mi devono mettere le gocce, ho l'ansia non per la visita in sé, quanto per il fatto che devono mettermi le gocce negli occhi. E a me quella cosa mi crea un'ansia incredibile, però bisogna metterle. E da sola neanche non ci riesco, infatti quando devo usare dei colliri per me è una tragedia. Comunque, adesso mangio il filetto di branzino al vapore con un po' di patate tagliate a cubetti, semplicemente. E non so se farmi anche l'insalata che c'è lì perché mi sa che sta andando a male. Mi sa che devo fare anche quella. Comunque c'è il sole in questo momento. Stamattina Cortina fioccava, ma non ha fatto niente, è portata così forse dal vento in alto, non lo so. Comunque fioccava e adesso c'è il sole. Guardate che il tempo è veramente strano, Mi è arrivato anche un pacco da Avon. Ho preso un pigiama. A parte il pigiama, ho anche ricomprato questo burro cacao perché alla fine, nonostante gli ingredienti, il petrolio, vabbè, eccetera, eccetera, alla fine non mi sto trovando male e quindi l'ho ricomprato. Io mangio. Ho scaldato in friggitrice, per quello c'è l'alluminio. Ciao. Non è stato bue grasso, ma è un altro gatto che mi piscia sulla porta. Ed è già la seconda volta. C'è una puzza qui, però al momento oggi non avevo voglia di mettermi a pulire. Stasera tanto meno, domani devo pulire per forza perché c'è una puzza. Non è bue grasso, credo sia il micio beige Oscar. La pipì di gatto è infernale. Niente, adesso sto aspettando i miei perché passano a prendermi e ho trovato le carte vecchie dell'oculista. Ero andata nel 2018. Io pensavo di essere andata tipo nel 2020, ma no, perché nel 2020 c'era il Covid e alla fine sono arrivata al 2023 e vado oggi. E ero meno 3,75 da una parte e meno 4 dall'altra. Credo sarà meno 4 e meno 5. Comunque oggi ho deciso di usare la nuova borsa che c'è anche il nero dentro, quindi sta bene anche con la giacca nera, perché sta nuova borsa non l'ho mai usata, proprio nuova, e quindi ho deciso di utilizzarla. Forse sono arrivati, tanto esco, va.
Vista dall'ospedale, ancora in attesa di finire la visita oculistica. Alle 8 di sera. Dalle 5:30. All'alba delle -10 alle 9 stiamo uscendo dall'ospedale. Se si apre la porta. C'è ancora gente che arriva. Andiamo. Ed ecco la differenza, 2018-2023. Qui sarebbe stato meno 4,75, però erano troppo forti le lenti, quindi ha messo 4,50. Sì, insomma è un po' peggiorata la miopia, ma insomma l'astigmatismo è rimasto uguale, per fortuna. E perfetto. Insomma qua ci si vede sempre meglio e mi fa... ma adesso dovrebbe anche fermarsi la miopia ormai, cioè dovrebbe stabilizzarsi. Continua a calare la vista. Non so come farà a stabilizzarsi se continua a calare di anno in anno. Comunque, praticamente adesso -10 alle 11. La visita ce l'avevo alle 6. -10 alle 11. Siamo entrati in ritardo, sia io che mio papà. C'era prima lui, poi io. L'ultimo paziente era un signore di 84 anni che arrivava da San Martino di Castrozza a Belluno, in ospedale a Belluno, ecco, per poi doversi fare tutta la strada a tornare indietro da solo di notte. Non so perché ci sia stato tutto questo ritardo nelle visite, non ne ho la più pallida idea. Fatto sta che sono contenta di averla fatta e basta, sono contenta di averla fatta, così adesso per un anno sono a posto. Io dovrei fare ogni anno il controllo, è che poi non lo faccio, come tanti altri controlli, tante altre visite, dovrei farle con scadenza annuale, ma non le faccio mai a scadenza annuale. Vabbè, questa volta mi è andata bene, non è stato trovato niente per fortuna, a parte il calo della vista. Va bene, dai, pipì, vado. Io in realtà avrei voglia di bermi qualcosa, è che è già tardi. Mi tocca andare, perché sennò altrimenti qua non mi do più una mossa. Però mi bevo qualcosa perché ho sete. A mangiare l'Old Wild West è brutto perché poi ti viene una sete. E che stasera la roba non era tanto salata come al solito. Era più o meno giusta di sale. Però lo stesso io adesso sono abituata a mangiare con poco sale, quindi ogni volta che mangio l'Old Wild West poi dopo muoio di sete praticamente tutta la notte. Ci vediamo prossimamente. Minestrone in preparazione. Eccomi il giorno dopo e ho pulito la pipì di gatto. Ho appena pulito. Adesso mi siedo un secondo. Ho appena pulito un attimino di là perché veramente aiuto, c'era una puzza. Sapete con cosa pulisco la pipì di gatto? Non con la candeggina, ma con il detersivo per il pavimento della Nuncas, quello azzurro. Viene via che è una meraviglia, cioè wow, acqua, detersivo e via. Fatto quello, ho messo sul minestrone che vi ho già fatto vedere e devo ancora pranzare, sì, perché ho preferito fare tutto il resto. Ho portato legna, ho preferito fare tutto il resto e poi dedicarmi al pranzo, quindi adesso devo andare a mangiare.